Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. A fine anno dal pianeta Sanità finalmente una gran buona notizia che riguarda la Sardegna. Nel 2025 fanalino di coda in campo di assistenza e cura a livello nazionale. Arriva alla vigilia di Natale nella sala conferenze dell'Arnas Brozzu con la presentazione ufficiale del percorso per l'applicazione della terapia genica avanzata per la cura della beta-talassemia. Si apre da questo momento una nuova prospettiva nella nostra isola per il trattamento di una piaga endemica della popolazione sarda, ma anche per tutte le malattie ereditarie del sangue. L'ospedale del capoluogo è stato individuato come unico centro accreditato regionale e tra i primi in Italia per l'impiego dell'innovativa procedura. Dagli anni 70 del secolo scorso, l'equipe guidata dal professor Antonio Cao ha intrapreso il percorso per affrontare la talassemia, una delle malattie più antiche e radicate nella storia del popolo sardo. E sotto l'albero di Natale 2025 il suo giovanissimo allievo di allora, Giorgio Lanasa, ha preso la parola per annunciare che da oggi in poi la scienza regionale ha trovato le armi adeguate per affrontare una malattia che ha segnato la vita di centinaia di sardi e delle loro famiglie, imponendo per decenni trasfusioni continue e sacrifici quotidiani. Beta-talassemia cosa cambia da oggi per i pazienti sardi? Il paziente finalmente adolescente fino ai 35 anni potrà essere trattato con la terapia genica e guarirà. Questa è veramente una grande sfida che è nata nel 1987 dai tempi di professor Cao, che aveva espresso questo desiderio: vorrei annunciare ai ragazzi e ai pazienti talassemici che vi è un'opportunità, cioè di guarire con la terapia genica. Quale sarà il ruolo dell'Arnas Brozzu? L'Arnas Brozzu è l'unico centro accreditato in Sardegna. È stata fatta una verifica sui requisiti strutturali, organizzativi, tecnologici. L'Arnas Brozzu possiede questi requisiti e grazie ai 3 ospedali, posso dire 3 perché dal 1° gennaio ci sarà anche l'ospedale microcitemico, ci sarà il coinvolgimento del centro trapianti di midollo osseo, del centro trasfusionale, del centro dei pazienti talassemici e daremo finalmente questa risposta al bisogno di salute. Professore, cosa significa per i pazienti sardi questo tipo di evoluzione clinico-terapeutica? È una situazione rivoluzionaria, perché significa poter accedere a una terapia prima di tutto sicura, con relativi bassi rischi, capace di garantire la guarigione definitiva e garantire a questi pazienti la trasfusione indipendenza. Quindi praticamente sono pazienti che non necessiteranno più di dover trasfondere periodicamente nell'arco della loro vita. Quindi è una davvero rivoluzione radicale. Cosa cambia? Come l'avete comunicato? In che maniera si attuerà questo tipo di terapia? Dunque cambia perché il sistema che viene utilizzato è un sistema veramente innovativo, prende il nome di gene editing, praticamente è la manipolazione dei geni
della cellula staminale ematopoietica del paziente, che grazie a questo meccanismo molto particolare di forbici molecolari, per semplificare il tutto, rimuove un gene che blocca la produzione di emoglobina fetale, per cui il paziente talassemico anche in età adulta riprende a produrre emoglobina fetale, quindi può vivere tranquillamente, perché l'emoglobina fetale ci consente di vivere praticamente come se fosse un'emoglobina normale. Quanto sarebbe contento il professor Cao? Guardi, qua c'è una serie di scienziati sardi che hanno dedicato la vita, Antonio Cao per primo, penso a Renzo Galanello, penso a Licinio Contu, penso a Ugo Carcassi, cioè veramente è stata una schiera di ricercatori sardi che hanno dedicato la vita alla cura della talassemia. Se fossero qui oggi sono sicuro che si commuoverebbero. E da lassù staranno gioendo? Sicuramente sì, perché ripeto, noi siamo cresciuti con questi maestri e abbiamo visto come queste persone hanno dedicato la loro esistenza e la loro vita a risolvere questo problema, e ognuno di loro ha portato un contributo grande, perché la Sardegna è stato proprio un fulcro centro di studi per la cura della talassemia, che ricordiamoci che la talassemia è la malattia genetica più diffusa al mondo. Ecco, quali sono i numeri in Sardegna? In Sardegna ci sono più di 1000 pazienti ancora talassemici, quindi un numero molto cospicuo. La terapia adesso sarà aperta in un range di età fra i 12 e i 36 anni, poi sulla base dei risultati questa forbice si dovrebbe allargare e quindi garantire l'accesso anche a pazienti più avanti negli anni e anche più piccoli ovviamente, quindi ci sono tante possibilità, ma dobbiamo immaginarci che i pazienti nel mondo sono milioni e quindi un problema che probabilmente dovremo porci è la sostenibilità di poter portare queste cure a tutte le persone che hanno bisogno. Beh, intanto bisogna dire che la talassemia impatta centinaia di persone qua in Sardegna e le loro famiglie, quindi è importante dire che da oggi si cambia, ed è importante dire anche che ci sono centri di eccellenza. Questa è una cura che può essere presa in carico solo se c'è una competenza multidisciplinare, c'è un contesto di trattamento cellulare avanzato, quindi io sono molto contenta oggi di poter dire che questo centro di eccellenza è qua al Brozzu, e non varrà soltanto per la Sardegna, perché la talassemia non è un problema solo sardo, ma varrà anche per chi dal resto d'Italia vorrà venire a curarsi qua. Quindi la cosa importante secondo me è dire che c'è una svolta, dire che in questo momento un problema sostanziale che si gestiva solo col trapianto del midollo, con le trasfusioni a costo di un sacrificio di vita importantissimo, può essere gestito in maniera definitiva. Credo che sia veramente un cambio di passo importante. 1000 pazienti, 1000 famiglie, un contesto sociale sempre molto difficoltoso. Quanto sarà contento il professor Antonio Cao e gli altri clinici che hanno seguito questa patologia nel tempo? Io credo che bisogna riconoscere che le competenze sulla talassemia sono competenze che vengono da lontano, appunto dal lavoro e dal sacrificio del dottor Cao, dalle eccellenze che sono state costruite nel microcitemico e che non si devono disperdere. Credo che sia importante oggi parlare proprio di questo, non solo della terapia o di quello che si potrà fare, ma del mantenimento delle competenze e anche del riconoscere che l'eccellenza è anche di quest'isola. Quanto è importante per Alessandra Todde, assessore alla sanità, cogliere questo primo passo? È importante perché noi siamo abituati sempre a raccontare quello che va male, e invece per riprendere speranze, soprattutto per ridare speranze ai nostri cittadini, bisogna parlare anche delle cose che vanno bene, non dimenticandosi dei tantissimi problemi che ci sono. Prima di qua stavo facendo i conti col Copu Web, delle agende che non funzionavano, però bisogna veramente raccontare anche delle cose positive, e questa è una storia di eccellenza. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati.
Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Love of my soul. Presentato il tradizionale report annuale della Federazione degli Agenti Immobiliari. L'Osservatorio 2025 conferma la lenta ma costante flessione delle compravendite documentata dai dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate. Se la Sardegna nel suo complesso ha un numero di transizioni sostanzialmente stabile, Cagliari città e il sud Sardegna hanno comunque un andamento che oscilla tra l'instabilità globale e le diverse opportunità locali con una media di 1600 contratti l'anno. Il volume della Sardegna è pari invece a circa 19.000 contratti ogni 12 mesi. Oggi il settore immobiliare cerca una nuova direzione tenendo conto che i dati della Sardegna, in particolare del capoluogo, pur confermandosi in leggera flessione, sono sostanzialmente superiori alla media nazionale, soprattutto per le difficoltà di accesso ai mutui con contratti di lavoro a tempo determinato. La situazione è che il mercato immobiliare cagliaritano e della provincia di Cagliari è bello, diciamo, vispo. La tendenza tra il 2024 e il 2025 è leggermente in incremento, sia a livello di transazioni che a livello di valori commerciali. Da un punto di vista di dati emerge un Cagliari con una compravendita di circa 19.000 contratti annuali nei 12 mesi, c'è una leggera flessione, ma qual è la direzione che il mercato deve prendere e sta prendendo? La direzione è che, ben sappiamo, il comune di Cagliari, prendendolo solo come comune singolo, è prettamente un comune con transazioni di immobili, diciamo, vecchi o mediamente vecchi. Di nuovo abbiamo ben poco, però ovviamente questo nuovo, che ha valori a metro quadro importanti, sta trascinando come valore a metro quadro anche l'usato. Ricordiamo che nell'osservatorio della FIAP c'è tutta l'isola, quindi tutte le comunità, tutti i territori. Com'è il confronto con quello del resto d'Italia? Il confronto, diciamo che è in linea, nel senso che mentre su Cagliari città, diciamola così, abbiamo un incremento di transazioni tra il 2024 e il
2025 intorno al 6% come incremento. Per quanto riguarda il resto d'Italia, chi trascina di più sono le grandi aree metropolitane che hanno valori mediamente più alti, quindi c'è chi come Milano e Roma possono arrivare anche sino al 12%. Oggi, come ogni anno, sono presenti esperti del settore, ma anche i diretti interessati. Quali saranno gli ospiti? Allora, gli ospiti saranno innanzitutto il presidente di Confindustria Antonello Orgiolas, che come ogni anno ci ospita all'interno delle loro sale e che ringraziamo tra l'altro. Poi abbiamo l'assessore all'urbanistica al Comune di Cagliari, Matteo Leccisco Cortu, che ci farà una panoramica e a cui chiederemo tra l'altro delle informazioni inerenti il nuovo PUC appena approvato, deliberato in Comune. Ovviamente, come ben sapete, ci sono poi 2 mesi per fare le osservazioni. Poi abbiamo il presidente dell'Ordine dei Geometri Alessandro Martini e poi il vicepresidente nazionale della FIAIP Marco Pugeddo. Dopo 2 settimane di cammino tra siti minerari, vigneti, antichi villaggi e scenari naturali spettacolari, si è conclusa l'edizione 2025 di Passi di Gusto, il progetto che unisce identità, cucina e natura lungo il cammino minerario di Santa Barbara. Un percorso fatto di emozioni, cammino e cucina d'autore che ha portato centinaia di partecipanti tra foreste, falesie, villaggi minerari e sapori autentici del territorio, accompagnati da alcuni dei più amati chef sardi e nazionali: Damiano Carrara, Luigi Pomata, Leonildo Contis, Manuele Fanuzza, Nicola Paulis e Andrea Amadei, insieme ai produttori del Sulcis Iglesiente. La quarta tappa, da Subortu de Sudrigu alla Pineta di Candiani nel territorio di Sant'Anna Resi, ha attraversato uno degli scenari più iconici del sud-ovest della Sardegna: le dune costiere, gli stagni, il mare limpido e le aree umide popolate dalla fauna locale. Qui i partecipanti hanno affrontato un viaggio sensoriale tra natura mediterranea e gusto, grazie a masterclass condotte da Andrea Amadei e allo show cooking di Nicola Paulis.
L'ultima tappa domenica è partita dall'affascinante borgo storico di Tratarias, una perla architettonica dominata dalla cattedrale romanica di Santa Maria di Montserrat, per poi attraversare la campagna del Basso Sulcis a Palma Suergiu, un percorso dove archeologia, tradizione rurale e testimonianze minerarie hanno accompagnato il camminatore lungo un itinerario dal fascino senza tempo. Il momento clou è stato lo show cooking del celebre pastry chef Damiano Carrara, affiancato dal sommelier Andrea Amadei, che ha guidato anche il talk finale dedicato al rapporto tra cibo, comunità e identità dei territori. Passi di Gusto nasce dal desiderio di mostrare la Sardegna nella sua essenza più vera, dove paesaggi, comunità e tradizioni si intrecciano da generazioni, ha sottolineato Mauro Sai, primo cittadino di Iglesias e presidente della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Comunque, nonostante tutto, la nostra vita di Casteldaius era sempre la stessa. Che è venuta a Cagliari nel 1944 per suonare al Lido per le truppe americane. E sai dove ha provato l'orchestra di Glenn Miller prima del concerto? Sulla terrazza di casa Pes. Meraviglioso. Un articolato e ambizioso progetto dedicato a Mario Pes prende forma a Cagliari, città in cui il fotografo visse e morì e che fu protagonista di molti dei suoi scatti più celebri. Mario Pes in Progress è pensato come una sequenza di momenti editoriali, filmici ed espositivi, capaci di tessere una narrazione ampia e stratificata, volta a restituire una comprensione profonda e puntuale di uno dei più straordinari interpreti della fotografia sarda del Novecento. Al centro del progetto si colloca la narrazione visiva della Sardegna della prima metà del XX secolo e in particolare degli anni del Ventennio, osservata attraverso uno sguardo che intreccia fenomeni antropologici, sociali ed eventi storici. Mario Pes, la modernità tra tradizione e utopia alla presenza degli autori Maria Luisa Di Felice, Sivicocco e Enrico Pinna, ha restituito l'immagine di un volume che attraverso un lungo e rigoroso lavoro di ricerca ricostruisce un corpus iconografico finalmente ricomposto e attribuito, rivelando l'ampiezza e la profondità dello sguardo di Pes. Enrico Pinna, giornalista, uno dei coautori della biografia di Mario Pes, un'opera stentorea e magnifica che però nasconde grandi difficoltà, perché in realtà, Enrico, raccontaci com'è stato possibile, dalla totale perdita dell'archivio di Mario Pes, riuscire a ricostruire questo capolavoro non solo biografico. Ma tutto è iniziato tanti anni fa, parliamo del 2011-2012, scrivevo un libro sulle saline Conti Vecchi e lì sono incapato in un album con delle foto di Pes. A questo punto ho cercato di capire meglio la storia del fotografo, perché le foto erano meravigliose. La difficoltà appunto è stata trovare le immagini perché l'archivio è stato completamente perduto. Però Pes, oltre che qualche archivietto di famiglia, aveva lavorato per grandi opere, quindi c'è stata una ricerca non sempre facile delle immagini dei lavori negli archivi pubblici, università, archivi di Stato, via dicendo, ma questo non è stato sufficiente perché era una cosa molto localizzata, solamente i lavori, mentre Pes aveva lavorato in antropologia, aveva girato i paesi della Sardegna per raccontare la Sardegna rurale, usi e costumi, e lì si è dovuti andare attraverso i collezionisti, perché essendo perduto l'archivio le foto di Pes sono molto rare e i collezionisti ci hanno fornito, e quelli generosi, non tutti, ci hanno fornito molte immagini e poi per il resto attraverso l'editore, la Elisso, c'è stata un'acquisizione diretta di fotografie e di stampe, per cui è stato ricostruito un archivio
sufficientemente ampio, non tanto numericamente quanto in termini di varietà di scatti. Quanto tempo per ricostruire questo patrimonio? Almeno 6 o 7 anni, sì. Però ne è valsa la pena, perché abbiamo trovato degli scatti veramente magnifici, i più belli sono nel libro, e abbiamo scoperto un personaggio estremamente interessante. Lui era un socialista ferroviere, era un capostazione che fu licenziato durante l'epurazione dei ferrovieri perché non aveva aderito alla richiesta di prendere la tessera del fascio e del sindacato fascista. Fu licenziato e insieme al fratello si mise a fare il fotografo, diventando uno dei fotografi, anzi forse il fotografo principe delle bonifiche dei lavori che in quel periodo venivano fatti, anche finanziati dalla legge del miliardo. E paradossalmente lui, socialista e antifascista, ha fotografato le opere del fascismo, del regime, sempre però tenendosi, voglio dire, lontano dalla propaganda. Se noi guardiamo i suoi scatti sono molto asciutti, a differenza di altri che aderivano molto più volentieri alle richieste del regime, dell'Istituto Luce. Enrico, lei si è occupato della parte biografica, si diceva, in che interstizio la questione sarda diventa questione meridionale in generale? Dunque, Pes è un fotografo delle contraddizioni, d'altronde anche il libro lo dice. Lui amava molto questo tipo di fotografia, fotografava il poeta dei signori del Lido e la colonia di Sornicoli, dei bambini poveri, dei picciocus del Robi. E quindi anche qui lui ha fotografato la modernità perché era un appassionato della modernità. L'utopia della modernità per lui era una cosa essenziale, fondamentale, che però, mi raccontano i familiari, secondo lui doveva passare attraverso le nostre tradizioni, non doveva sostituirle. Ed ecco perché c'è sempre questo dualismo, tradizione e modernità nella sua fotografia, ricchezza e povertà. Lui ha fotografato i ricchi e gli umili, dando dignità ad entrambi, dando a tutti una visione che poi, letta con le lenti di oggi, ci dice che è stato un fotografo estremamente attento alla situazione sociale che lui ha incontrato, un fotografo nato alla fine dell'Ottocento, ha incontrato dagli anni 20 agli anni 50, 60, quando poi ha smesso l'attività. E questa è la cosa interessante, ed è questo che è stato sottolineato nel volume. Quali sono i passaggi che più l'hanno accattivata nel raccontare appunto questo passaggio statico, mi conceda l'ossimoro, tra un centri urbani, Sassari e Cagliari, che cambiavano ad ampie falcate, e invece i centri rurali che quasi si difendevano da questa modernizzazione. Ecco, cosa ha trovato più interessante? Nell'affrontare il tema Mario Pes ci siamo domandati come un fotografo così originale potesse, diciamo, darci un'idea della Sardegna dei tempi, e lui ci ha offerto la possibilità di avere una doppia visione, appunto, una parte relativa alla modernizzazione e quindi un testimone della modernizzazione, ma non sotto la lettura della modernizzazione autoritaria così come veniva gestita dal fascismo, ma invece una lettura dove compare prepotentemente
potentemente la figura dell'uomo, del mondo del lavoro, i lavoratori. Cioè, ci sono certo le effigie del fascismo, le grandi costruzioni, i tempi della bonifica, ma soprattutto la cosa interessante delle sue immagini sono l'emergere delle figure dei contadini o dei lavoratori della Professoressa, sale. un ampio spazio dedicato anche alla donna. Molto interessante sono proprio anche le figure delle donne nel mondo del lavoro, nella scuola a Mussolini Arborea, ma piuttosto che non per esempio nella raccolta e nel trasporto dei minerali. Quindi un interesse proprio per le donne, per l'uomo e per il mondo del lavoro. E anche diciamo nella parte della Sardegna più tradizionale noi vediamo le figure non tanto statiche delle belle donne con i figurini, con i nostri bellissimi costumi, ma invece le donne che lavorano all'arcolaio, gli uomini che lavorano nelle campagne con i loro attrezzi. Quindi c'è proprio questa novità attraverso Pes, apprezziamo il mondo del lavoro, quindi una sua lettura molto moderna della fotografia e sempre legata naturalmente a un contesto storico di cui è parte molto viva. Quindi si può dire in qualche modo che Mario Pes ha fatto con la fotografia ciò che Tarquinio Ossini fece con i suoi brillanti acquerelli. Lei ha reso un servizio molto importante alla cultura sarda con quest'opera. Perché ogni sardo dovrebbe avere in biblioteca Mario Pes? Beh, intanto per il piacere di apprezzare quelle fotografie che sono veramente un patrimonio, no, della cultura e poi per vedere e leggere la storia della Sardegna attraverso un punto di vista nuovo, una lettura che mi fa tramite la fotografia della nostra Sardegna in un momento molto particolare che è proprio quello della trasformazione delle città e invece l'arretratezza del la resistenza del mondo delle campagne. Sì, credo che proprio leggere attraverso questi due aspetti possa arricchire ciascuno di noi e perché no, un cagliaritano soprattutto. In che passaggio l'ha conquistata Mario Pes in questo racconto di transizione culturale, urbana, sociale, economica della società sarda? Devo dire che quando ho visto la mostra di Mario Pes allo Spazio Elisso a Nuoro mi sono totalmente innamorata, non solo dell'allestimento ma proprio di come questo grande autore sia riuscito a interpretare la Sardegna di quegli anni e lo abbia fatto in una maniera anche molto politica e quindi con un messaggio che non era solo artistico ma anche un messaggio di una società che si voleva in qualche modo emancipare, che voleva dare la sua voce anche in un momento particolarmente tragico della storia della Sardegna, dell'Italia, eccetera. Quelle immagini che sono immagini quotidiane, che sono immagini della nostra terra, secondo me catturano veramente l'attenzione delle persone e ci fanno capire da dove veniamo e tutto quello che abbiamo attraversato per arrivare fino a qua. E sono davvero contenta che oggi Mario Pes sbarchi anche a Cagliari e credo che sia solo una delle tappe che noi dobbiamo avere qui in Sardegna, perché la mia idea è di portare Mario Pes e le sue immagini anche in altri luoghi della Sardegna e mi viene in mente assolutamente per esempio Carbonia, la miniera di Serbariu, il Sulcis che lui ha ritratto con grande maestria.
Il maestro pizzaiolo Luca Adoro, noto per la sua pizza contemporanea e l'attenzione delle materie prime di qualità, ha partecipato come ospite d'onore a Cagliari all'evento Pizza d'autore, conosciuto per il suo lavoro di ambasciatore del gusto e per l'approccio che coniuga tradizione e creatività nei lievitati. Ha portato la sua esperienza e passione condividendo con il pubblico tecniche e creazioni uniche nel suggestivo contesto culinario sul mare del Golfo di Cagliari. Un incontro che si inserisce nel solco della cultura gastronomica italiana, oggi al centro del patrimonio culturale e immateriale dell'UNESCO, come espressione di identità, territorio e convivialità. Un'occasione di confronto e racconto che ha celebrato non solo la pizza, ma il linguaggio universale e simbolo di eccellenza del Made in Italy in una fusion di sapori tra la Sardegna e la Campania. È in Sardegna con noi per portare avanti uno dei nostri progetti più ambiziosi che si concluderà nel 2025 con altri eventi importanti. Sarà l'inizio di una serie di situazioni che porteremo avanti nel nostro locale per far sì che il 2026 non sia solo la banale interpretazione della cucina sarda, ma l'esaltazione porterà all'ennesima potenza il sapore dell'isola, con i prodotti della nostra terra, fino ad esaltarli anche portando maestranze dall'oltre isola per fare una fusion con le loro professionalità e i nostri prodotti. Adoro porterà questa sera nel nostro locale tradizione, gusto e soprattutto storia, perché la storia della pizza italiana è riconosciuta in tutto il mondo, in Sardegna potrà dare ancora di più. Grazie per essere stati qui ai nostri ospiti, sperando che possano apprezzare non solo la novità, ma anche una tradizione che è centenaria. Buonasera Valerio, nei percorsi di Panorama Sardo è anche la settimana che festeggia il gusto dell'Italia, che diventa patrimonio di UNESCO, e a Cagliari, in un noto locale, è arrivato Luca Adoro. Possiamo dire il maestro, il gusto della pizza partenopea, direttamente da Caserta, un ambasciatore del gusto. Luca, la tua prima volta in Sardegna, cosa ci proporrai? Salve a tutti, la cosa che dico sempre, mai dimenticarsi da dove si deriva, no? Quindi la cucina italiana diventa patrimonio dell'UNESCO e non si poteva fare meglio festeggiarlo qui, in questa città meravigliosa che mi hanno accolto a braccia aperte, e quindi qui a Sea Flower di Cagliari, sul mare. Ho appena visto i delfini e quindi mi sono anche emozionato, perché ero da bambino che vedevo quando facevo che cucire a casa con la mia famiglia, e niente, abbiamo portato la Campania Felix, terra di lavoro, Caserta, qui in Sardegna. E quindi la cosa più importante, oggi possiamo provare delle delizie un po' nascoste, quella roba che mangiavamo da bambini e che si è un po' dimenticato, perché tanti di noi siamo andati molto in evoluzione, però qualcuno ha dimenticato qualche gesto antico. Ci siamo rincontrati un'altra volta dopo tanti anni, e meglio di questo, guarda, mi emoziona a dirtelo. L'emozione che arriva da lontano, la Campania e la Sardegna simili anche nel mare, che è una distanza anche breve di mare. Ti chiedo, approfittando della tua presenza, no? La Sardegna è Sandalino, l'impronta. Sì. Tu porti avanti una mission che è l'impronta del gusto, ma quanto è importante, soprattutto nei giovani, veicolare il prodotto a chilometro zero, il prodotto genuino, e allontanarsi un po' da quello che è il food anche commerciale? Diciamo che io ho Impronta d'Oro, la mia mano. Impronta d'Oro nasce soprattutto con un viaggio che ho fatto in Colombia, e ho conosciuto mia moglie, ho sposato una colombiana, quindi il mio menù, io dico sempre, il mio menù è un binario a lungo termine che racconta un po' tutte le soste. La nuova generazione sta andando molto veloce, sono bravi perché studiano tanto, vogliono mettersi in gioco, vogliono fare qualcosa anche loro e rimanere una traccia.
quello che abbiamo fatto noi, sto facendo ancora, non lo dimentichiamo, però la nuova generazione sta all'avanguardia, vogliono essere informati e vogliono diventare soprattutto anche loro imprenditori, si vogliono mettere in gioco, perché abbiamo tanto da raccontare, abbiamo una zona fertile, la Sardegna, io dico abbiamo fatto questo connubio perfetto perché c'è storia, c'è cultura, quindi il cibo, la cultura cammina a pari metri. Prima di lasciarti ai lavori di questa serata qui in questo noto locale, ti chiedo, la pizza è sempre un po' croce e delizia, no? Noi abbiamo sentito parlare negli anni della famosa pizza all'ananas, la pizza rigenerata, la pizza gourmet, ma in realtà quando si pensa, come dici tu, alle tradizioni, ai nonni, è un po' tutto più facile? O è solo una questione di moda? No, a prescindere di moda ce n'è tanta, però gourmet non significa mettere solo il caviale sulla pizza, gourmet anche se mette un grande pomodoro, un filo d'olio e facciamo capire che è gourmet, perché gourmet è un buon gustaio, salvaguardare quello che c'è dietro all'etica. Noi lavoriamo molto sull'etica della pizza perché secondo me abbiamo tanto da raccontare sull'etica, perché l'evoluzione ci vuole. Lo dicono tutti, senza evoluzione non c'è tradizione, o viceversa, senza tradizione non c'è evoluzione. Quindi meglio di questo non si può raccontare. Esprimere, soprattutto sulla pizza, io dico sempre l'effetto wow, il cliente è quello che vince, noi possiamo fare quello che vogliamo, ma il consumatore finale è quello che ci dice wow. E non te lo so raccontare più adesso. Ho fatto questo antipasto che racconta un po' il lato mio sudamericano, no? Andiamo in Centro America, siamo in Brasile perché ho lavorato attraverso le navi, quindi portiamo la Colombia, un po' questo binario a lungo termine che dico sempre io, che poi ogni sosta c'è un racconto. E poi c'è la Terra Felix, Caserta, portata qua. Abbiamo l'antipasto con la picagna, una crema di parmigiano reggiano, e poi ci andiamo a mettere un rosmarino con un sale di Malaika fatto aromatizzato al rosmarino, quindi con olio extravergine delle colline caiatine, presidio Slow Food, che io amo molto questo presidio. E poi abbiamo l'81047, Macerata Campania, io fare questo ruoto della nonna Maria qui in Sardegna, 81047 fatto con un pomodoro leggermente scottato in padella del Pinot, giallo e rosso, una lice di Menaica, presidio Slow Food, e poi un'oliva gaiazzana, un aglio di nubbio, sopra questa pizza bella croccante che ricorda un po' il passato, quando avanzava un po' di pane a casa si faceva poi con le rimanenze, si faceva la pizza nel ruoto di ramen. Poi abbiamo Zucchero e Fuoco è una pizza con un sammazzano DOP schiacciato a mano, valorizzamo un po' il sammazzano DOP, quello che cos'è, un peperoncino artigianale che facciamo noi, lo chiamiamo artigianale, però scusami, fammelo dire, è un peperoncino molto lavorato perché viene assiccato questo pomodoro, poi viene fatto in crema, poi viene assiccato di nuovo in glucosio, cioè quindi c'è tanta sperimentazione che questa pizza, che da noi si chiama la diavola, ma noi abbiamo chiamato ancioletta perché una diavola che poi diventa angelo, si addolcisce. Quindi ho questa salamella artigianale e poi abbiamo la carmenella, non poteva mancare. Zia Carmela era uno dei nostri fratelli di mamma, era sempre un po' più furba, mangiava questa insalata appena scavata dal nostro orto, ho fatto una giornata di tabacco, quindi i 6 fratelli mentre facevano una doccia, l'era furba, rubava queste insalate e facevo questa scarola condita con sale, pepe e limone e l'ho messa a menù. È stata la pizza più gettonata negli ultimi 4-5 anni, ho preso 3 spicchi sull'espresso, iniziamo dell'anno, è la pizza più venduta e quindi abbiamo portato qua con impasto al mais e semi di girasole perché racconta un po' quel mais della bancarella di paese quando c'erano le feste tradizionali, il rito religioso, folcloristico oppure era una festa patronale religiosa, quindi sentivo un po' quel mais fritto, no? Quindi ho voluto portare queste impanature, senti il mais che è un po' mantorlato e poi senti la freschezza del limone, acciughe, gioca le olive, il patè, andiamo sui colli, sulle montagne, scendiamo, un'altra volta andiamo nel mare, quindi facciamo montagne, saliamo e poi andiamo nel mare con le acciughe. E poi abbiamo Costa Costa. Costa Costa è una pizza molto bella perché parla un po' l'identità della Sardegna, e però c'è il tocco sempre nostro, giustamente, e parla della pizza a base bianco fior di latte, misticanza selvaggia leggermente bagnata umida,
un tartare di tonno che appena abbattuto, poi messo sul banco, tagliato, fatto un po' di lime, sale grosso di Malai con un po' di pepe shuan aromatizzato e affumicato agli agrumi. E poi andiamo sulle degustazioni dei dolci. Un dolce che dava sempre fastidio, il frutto dava fastidio quando giocavamo a calci nella parrocchia, perché avevamo queste piante di cachi. Quindi che succedeva? Noi eravamo bambini, giocavamo e non ce ne accorgevamo, ci sporcavamo, perché questi cachi che cadevano a terra maturi ci sporcavamo mentre giocavamo a pallone. Quindi diventava, oggi e ieri, un dolce si chiamava lode, no? Che ho chiamato, però all'epoca era una lode, dicevamo, no? Lode e lode. Quindi è un dolce molto prestigioso, con una lima infornata in polvere. Abbiamo un crumbler di un biscotto sotto che facciamo noi a grani diversi, e una mousse, una ricotta a sabbietta che abbiamo leggermente aromatizzata con un zucchero di canna vero, e l'abbiamo portato qua. Abbiamo fatto questo connubio sarda e caserta. E allora grazie a Luca Doro, grazie alla brigata del noto locale di Cagliari. Non ci resta che vedere la sala, il gusto, e soprattutto approfittiamo anche della tua presenza per ricordare che la cucina italiana, tutta la cucina italiana, niente escluso, parafrasando anche un piatto tipico campano come possono essere i malloreddos qui in Sardegna con la salsiccia o il maialetto, anche a insalata di rinforzo diventa patrimonio dell'umanità. Questo è fondamentale, e lo spirito è quello di mangiare sano, di gusto italiano 100%. Grazie a Luca Doro, grazie alla brigata e a tutto lo staff. Immagini alla regia. Contadoro. Di quello che dico sempre: mangiare bene, salutare fa bene, raccontare un territorio fa ancora più bene, e quando c'è una fusione da due città che si incontra è ancora più bello. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Dai dati del primo semestre 2025, gli ultimi ufficiali oggi disponibili, piovono brutte notizie in chiusura d'anno per l'export manifatturiero della Sardegna. Le vendite di prodotti isolani all'estero, come alimentari, legno, mobili, tessili, prodotti in metallo, abbigliamento, gioielleria, ma anche benzine e prodotti della raffinazione, hanno fatto segnare un preoccupante meno 17,5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Condizione che pone la nostra regione all'ultimo posto della classifica nazionale aperta dalla Toscana con più 12,4%, Abruzzo con più 10,2% contro il 2% nazionale. Da sottolineare che questi trend sono condizionati positivamente dalle vendite di prodotti farmaceutici. Per l'isola l'andamento non cambia se si prendono in considerazione le esportazioni delle micro, piccole e medie imprese. Il dossier infatti segnala un meno 29,8% delle vendite sarde, sempre rispetto al 2024, in una classifica aperta dal Lazio più 7,8% e l'Umbria più 6,8% contro la media nazionale di meno 1,2%. I dati arrivano dall'analisi realizzata dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna su fonte Istat del primo semestre 2025 sulle vendite dei nostri prodotti all'estero. Nei vari settori si segnalano solo 2 numeri positivi: per la moda sarda, che fa segnare più 0,8% contro una media nazionale del meno 3,8%. Questa classifica è aperta da più 8,4% dell'Umbria e chiusa dal meno 44,9% del Molise. Positivo anche l'andamento delle vendite della meccanica isolana, con un più 4,9% nella classifica aperta dalla Toscana con più 11,1%. Il report di Confartigianato mette anche in evidenza il positivo andamento delle nostre esportazioni verso la Germania, con un più 83,1% che pone l'isola al secondo posto dopo il Friuli, che vanta un più 93,7% e una media nazionale del più 2,3%. Al contrario, le brutte notizie arrivano dalle vendite in Cina. Le esportazioni manifatturiere verso l'estremo oriente segnano un meno 58,3%, con l'isola che si piazza all'ultimo posto in una classifica che vede l'Italia in frenata del 14%. L'andamento dell'export manifatturiero della Sardegna nel primo semestre dell'anno evidenzia una fase di forte rallentamento che merita attenzione, ha commentato Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna. La nostra regione mostra infatti una dinamica meno brillante rispetto al resto del paese, segnalandosi come una delle realtà più penalizzate nella competizione internazionale. Una tendenza che preoccupa, aggiunge Meloni, soprattutto perché coinvolge non solo i grandi comparti produttivi, ma anche le micro, piccole e medie imprese, tradizionalmente il cuore dell'economia sarda, che fatica a mantenere posizioni sui mercati esteri. I numeri ci dicono che sono 633 le imprese sarde impegnate nell'attività di export, che classificano la nostra regione al quartultimo posto a livello nazionale. Secondo i vertici di Confartigianato Imprese Sardegna, un valido strumento nel percorso verso l'internazionalizzazione potrebbe essere la figura del Digital Temporary Export Manager, che consente di non caricare costi strutturali sulle piccole e medie imprese e può rappresentare un'interfaccia formativa per risorse interne all'azienda. Per il presidente Meloni potrebbe essere importante consentire alle piccole e medie imprese di camminare sulle proprie gambe, anche al fine di poter approfittare delle occasioni offerte dall'incremento del commercio digitale. Sarà perciò necessario incentivare l'utilizzo di questo strumento ed estenderlo anche alle ditte individuali e società di persone.
Oltre 200.000 praticanti, sono questi i numeri dello sport in Sardegna emersi durante la conferenza di fine anno del Comitato Olimpico Regionale con il presidente Bruno Perra, che ha esaltato un lavoro capillare che avvicina tutte le società, tutti i praticanti a quelle che sono le nuove discipline, in crescita con numeri molto importanti. C'è stato il cambio al vertice, Giovanni Malagò si sta occupando di Milano Cortina, Luciano Bonfiglio è il numero 1 dello sport italiano. Come sono i rapporti, quali sono le prospettive, come le federazioni e il CONI regionale ha risposto a questo cambio di timone? Ma io direi molto bene. Luciano Bonfiglio è venuto poco tempo fa a Cagliari, un mese fa a Cagliari, credo che abbia dimostrato nei nostri confronti grande sensibilità e grande disponibilità e soprattutto con uno spirito di collaborazione importante per la Sardegna. Lui oltretutto ha detto che la Sardegna per lui è sempre stato un punto di riferimento, anche perché viene da uno sport come il canottaggio, che è uno sport che mediamente dove il mare e i laghi sono importanti e dove noi abbiamo una grande tradizione, però credo che i rapporti siano ottimi, possono solo migliorarci e soprattutto possono aiutare a crescere lo sport in Sardegna, ma anche col presidente Malagò i rapporti erano ottimi. Adesso questo cambio secondo me non creerà nessun problema, ma continueremo sulla continuità come è già successo nei 4 anni precedenti. Presidente, se dovessimo fare una fotografia ai numeri, alla consistenza dei praticanti in Sardegna, quale sarebbe? Allora, i numeri secondo me sono altissimi, perché tutte le federazioni veramente hanno aumentato il numero dei praticanti. È sicuramente in crescita il numero di chi oggi fa pratica sportiva in Sardegna, in tutte le discipline. Le palestre sono piene, i numeri sono tantissimi, non vorrei sbagliare, ma sicuramente arriviamo a quasi 200.000 tesserati, perché tra la pratica che si svolge nelle federazioni e quella degli enti di promozione sportiva ormai devo dire è cresciuta tantissimo. Lei aveva un esempio? Ma l'esempio sicuramente il calcio. Sappiamo tutti che è lo sport più praticato, però negli anni è cresciuto molto il tennis, insieme al tennis anche il padel, è cresciuta l'atletica leggera, è cresciuta la pallavolo e tutte le altre discipline, il nuoto, però diciamo l'esempio più che mi viene più eclatante è per esempio l'arrampicata sportiva. Considerate che fino a pochi anni fa loro a livello nazionale avevano 30.000 tesserati, oggi ne hanno 100.000. E in Sardegna abbiamo tutte le palestre che obiettivamente che hanno problemi per poter praticare questa disciplina ai ragazzi. Piace tantissimo, c'è un grande sviluppo, stanno crescendo dei ragazzi giovani e stanno ottenendo anche dei risultati importanti anche a livello nazionale. Questo è un piccolo esempio, ma ci sono anche tutte le, ci sono le discipline, come io ti dico, gli arti marziali, ormai anche lì è stata veramente un'evoluzione pazzesca, le palestre hanno difficoltà perché i numeri sono cresciuti tantissimo, quindi un sacco di ragazzi, faccio l'esempio del taekwondo, il kickboxing, muay thai, ma ce ne sono tante, tutte, judo, lotta, karate, le palestre obiettivamente stanno veramente lavorando molto bene, le federazioni molto bene, ma ripeto, tutte le discipline sono cresciute. Presidente, faccio un augurio agli sportivi sardi per il 2026. Ma prima di tutto io mi auguro che il 2026 possa confermare quello che noi abbiamo fatto nel 2025. È chiaro che l'augurio è di continuare a crescere, continuare a avere chiaramente sempre più ambizione, perché possiamo migliorarci in tutti i settori dello sport. Credo che l'augurio migliore sia poterci rivedere l'anno prossimo e poter dire ancora viva lo sport, viva la Sardegna, siamo cresciuti, stiamo crescendo, ma sempre con grande umiltà e determinazione, perché lo sport questo ci insegna.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. In chiusura d'anno Panorama Sardo ha raggiunto Oliena, dove è possibile ammirare un complesso di opere realizzate nell'arco di quasi 40 anni da Liliana Cano, pittrice nata a Gorizia da genitori sardi il 18 ottobre del 1924, ma sarda di adozione, dove è scomparsa a Sassari il 2 settembre del 2021. Una pittrice, sottolinea il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, presentando la rassegna inaugurata nel cuore della Barbagia dal respiro internazionale, per celebrare la grande artista che ha trascorso quasi 20 anni della sua vita in Francia, pur rimanendo sempre attaccata alla sua terra adottiva.
che nel 2004 le ha conferito la cittadinanza onoraria, ha infatti arricchito il territorio con numerosi lavori, tra cui dipinti, murales e sculture, dislocati in diversi luoghi suggestivi del paese alle pendici del Monte Corrasi. In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita, il Comune di Oliena, in collaborazione con l'Archivio Liliana Cano, ha dato vita al museo diffuso a lei dedicato per consentire ai visitatori di scoprire in modo strutturato alcune delle sue opere più rappresentative attraverso un itinerario che abbraccia non solo la vita artistica dell'autrice, ma anche la storia e l'identità del borgo. Un'idea progettuale di museo diffuso dedicato alle sue opere, ma soprattutto vorremmo dedicarlo alla sua figura. Vorremmo raccontare la sua storia, la storia di una donna, prima che la storia di una grande artista. Si parte da piazza Via Carrera de Palatos per contemplare la processione dipinta nel 2006, una grande opera che cattura l'intensità della celebrazione religiosa in onore di San Lussorio. Seconda tappa in via Santa Croce per una giornata di sole, realizzata nel 1996, un murale dai colori brillanti che esprime la gioia di una giornata festosa. Il percorso prosegue nella chiesa di San Lussorio, che ospita 3 grandi dipinti murali realizzati nel 1980, la prigionia, il martirio e la gloria di San Lussorio, e altri 3 dipinti sulla vita di Gesù, l'ultima cena, la crocefissione e manifestazione a San Tommaso del 1982. Il viaggio continua al Palazzo Comunale con la festa di San Giovanni del 2016, un'opera imponente che trasmette l'intensa partecipazione della comunità alla festa tradizionale. Imperdibile la visita alla chiesa di Sant'Ignazio per ammirare la Via Crucis, una toccante rappresentazione in 14 stazioni della Passione di Cristo, con uno stile moderno e profondo.
un nuovo appuntamento nella piazza San Francesco per il monumento alla donna del 1985, un tributo alla figura femminile e al suo ruolo centrale nella società barbaricina. L'ultima tappa dell'itinerario della mostra diffusa di Liliana Cano ci accompagna nella chiesa di Santa Maria per 3 grandi tele che raffigurano la crocefissione, il battesimo di Gesù e l'ultima cena. Per chi vuole saperne di più, ricordiamo che l'Accademia di Belle Arti Mario Sironi in novembre ha presentato il libro di Davide Mariani, Liliana Cano, Abitare lo spazio, opere pubbliche in Sardegna, pubblicato da Ilisso Edizioni Poliedro. Mariani, professore di storia dell'arte contemporanea e museologia nella stessa accademia, ha lavorato su un progetto di ricerca finanziato all'interno dell'ecosistema dell'innovazione, progetto PNRR EINS, Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia. Il lavoro ha combinato analisi scientifica, indagine, iconografia e restituzione culturale, con l'obiettivo di promuovere nuovi itinerari tematici di valorizzazione territoriale e per stimolare una riflessione condivisa sul valore del patrimonio artistico come bene comune da conoscere, tutelare e tramandare. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.